الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدنا فاليوم إن شاء الله هو أول درس. Sto parlando arabo. Alhamdulillah che non sbaglio con il contrario. Quindi passiamo in italiano. Oggi inshallah è la prima lezione delle due lezioni della storia di Sulaiman alayhi salam. Abbiamo visto nella scorsa lezione la storia di Daud alayhi salam e abbiamo parlato quello che ci ha riportato quello che ci ha riportato il Quran e Sunnah, l'abbiamo ricordato e abbiamo spiegato le ayat di Allah subhanahu wa ta'ala su questo Nabi. E abbiamo detto che Daud alayhi salam è il primo Nabi a cui Allah subhanahu wa ta'ala ha riunito sia il mulk, cioè l'ha fatto diventare un re, sia al-hikmah o al-nubuwah, come già fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala, e il messaggio, al-wahi, la rivelazione. E come sappiamo la storia di Daud e Sulaiman sono abbastanza diffuse tra la gente, anche per l'importanza che hanno questi due anbiya tra la gente del libro, cristiani e Yehudi. Daud alayhi salam sapete che è chiamato Davide, o Davide in inglese, e Sulaiman alayhi salam conosciuto come Salomone, o Solomon in inglese. Un altro motivo importante per cui dobbiamo studiare questi anbiya è il fatto che sugli anbiya in generale e sugli anbiya dei figli di Israele in particolare ci sono tante bugie dette e tante cose sbagliate aggiunte o date a questi anbiya. I muslimin, quando prendono l'ilm e quando imparano la storia in generale, perché queste fanno parte della storia, queste storie qui dei profeti non sono invenzioni e non sono storielle di fantasia, ma sono una storia reale che è accaduta. Quindi bisogna studiarla per imparare. E questi anbiya sono quelli a cui Allah subhanahu wa ta'ala ha ordinato al suo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di seguire, e ha ordinato a noi di seguire il nostro profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala fi Surat al-An'am ha portato il nome di molti anbiya e poi ha detto Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadih. Questi sono coloro che Allah subhanahu wa ta'ala ha guidato e ha detto segui la loro guida. Quindi queste non sono storie che raccontiamo per il puro piacere, né per vivere in quella fantasia, ma sono realtà che sono successe e da cui dobbiamo prendere esempio, così come faceva il Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oggi inshallah parliamo del figlio di Daud alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ha reso in alcuni anbiya, ed è successo che alcuni anbiya, i loro figli anche loro sono anbiya. E abbiamo visto questo in Ibrahim alayhi salam, suo figlio Ismail e Ishaq sono anbiya, e Ishaq alayhi salam suo figlio Yaqub è un nabi, e Yaqub alayhi salam suo figlio Yusuf è un nabi. Quindi è già successo questa cosa qui, e Allah subhanahu wa ta'ala ha onorato Daud alayhi salam e ha fatto in modo che suo figlio sia un nabi. Dice Allah subhanahu wa ta'ala وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ. Dice Sulaiman ha ereditato Daud. Cosa ha ereditato? Quando noi pensiamo all'eredità pensiamo subito alle ricchezze, ai soldi, alle terre, tutto questo. No.
Allah sallallahu dice gli Anbiya non lasciano niente in eredità, quello che lasciamo è una sadaqa, tutto va fi sabilillah. Così ha detto Allah sallallahu alaihi wasallam. Cosa ha lasciato Sulaiman? Ha lasciato il messaggio, il wahi, al-nubuwa, e ha lasciato l'ilm. Perché Allah sallallahu alaihi wasallam in questo hadith grandissimo che ogni muslim dovrebbe mettere davanti ai suoi occhi, Allah sallallahu alaihi wasallam ha detto: "Nahnu ma'shar al-anbiya la nurath أو لم نورث درهما ولا دينارا ولكن وظفنا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر". Noi Anbiya non abbiamo lasciato in eredità né soldi né denari, ma abbiamo lasciato in eredità al-ilm, la sapienza. Chi prende questo ilm ha preso una grandissima fortuna. L'ilm è l'eredità dei profeti ed è la miglior merce che c'è in questa dunya. Tutto il resto svanisce tranne l'ilm. Allah sallallahu dice: quando muore la persona, tutto il lavoro che faceva in questa dunya si ferma, finisce. Quando muore finisce ogni cosa, tranne 3 cose. Dice: sadaqatun jariyah, una sadaqa, qualcosa che dai fi sabilillah, che rimane il suo effetto anche dopo che muore, come chi costruisce i messaggi, costruisce ospedali, come chi eccetera eccetera eccetera. Queste cose fil dunya sono tante. Dai qualcosa fi sabilillah che rimane il suo effetto anche dopo la morte. Un figlio, un buon figlio che prega per te, che fa dua per te, è ilmun yuntafa'u bihi, è un ilm che è di utilità alle persone anche dopo la morte. Per questo motivo i grandi ulama non muoiono mai. Mai. Tutti questi grandi ulama, non parlo di Sahaba, quelli sono a livello ancora più alto. Pensa al Bukhari, rahimahullah. Bukhari è morto? Non è morto, è vivo e rimarrà vivo finché Allah subhanahu wa ta'ala prenderà questi cieli e questa terra. Muslim, rahimahullah, Imam Malik, o Abu Hanifa, o Ahmed, o Shafi'i, rahimahullah al-Jami'. Tutti questi non sono morti, sono ancora vivi. Vivi nei libri, vivi nel cuore delle persone, vivi nelle penne dei ulama, vivi nel halaqat del dhikr, vivi sempre. E chissà quanti milioni di persone al giorno in tutto il mondo dicono rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Perché? Perché hanno preso quell'eredità che hanno lasciato l'Anbiya, al-ilm. E non c'è niente migliore di un ilm, e non c'è strada più semplice per entrare in Jannah, e non c'è porta più grande per entrare in Jannah dell'ilm. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا. Quindi Sulaiman alayhi salam ha preso il nubuwa, il messaggio del wahi di rivelazione da sua parte. Dividiamo inshallah la nostra storia bismillah in 2 parti. Una parte le storie che sono successe a Sulaiman al tempo di suo padre, come vi ho detto nella scorsa lezione. C'è una parte di storie di Daud che sono successe con suo figlio e le abbiamo posticipate ad adesso, inshallah. E poi vediamo le cose che sono successe, ovviamente, che abbiamo nel Quran e nel Sunnah, che sono successe dopo la morte di Daud, cioè quando Sulaiman alayhi salam ha preso il potere e ha preso il nubuwa e ha preso il potere su tutto il suo popolo. Spenditeci la barakallahu fikum. Dice Allah subhanahu wa ta'ala fi surat al-Anbiya: وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَدَاوُودَ e Sulaiman إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ. Questa è una storia che ci racconta Allah subhanahu wa ta'ala e ce la spiega il Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnah. Come vi ho detto la scorsa lezione, Daud alayhi salam aveva un giorno in cui usciva a fare da giudice per il suo popolo. Era un re e comandava ed era giudice del suo popolo. Sono arrivate 2 persone o 2 gruppi di persone. La prima parte aveva una terra che coltivava. La seconda aveva un gregge
di pecore. Cos'è successo? Nella notte il gregge di pecore ha mangiato tutto il raccolto della terra che avevano gli altri. Allora questi due sono venuti per essere giudicati ed avere una sentenza su questo problema. Daud alayhi salam ascolta entrambi e dà la sua sentenza e dice: quello che ha perso la terra prende il gregge degli altri come pagamento per il danno che ha fatto alla terra. E finita lì la storia. Mentre uscivano hanno incontrato Suleiman alayhi salam, il figlio di Daud. E Suleiman alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala gli ha dato una grandissima comprensione e una grandissima hikmah, una grandissima saggezza. Per sua richiesta, rawa l'imam Ahmad, che il Rasul sallallahu alayhi wa sallam ha detto: Inna Suleiman lamma bana bayt al-Maqdis sa'ala rabbahu khilalan thalath. Suleiman alayhi salam, quando costruì Beit al-Maqdis, e questo è un errore che molti pensano, dicono che è stato Suleiman a costruire Beit al-Maqdis. Beit al-Maqdis in Gerusalemme. Per questo motivo oggi gli Yahud dicono il Heikal di Suleiman, per questo distruggono e cercano, scavano. E sono tutte bugie. Tutte bugie. Perché noi abbiamo visto anche le scorse lezioni che quello che ha costruito Beit al-Maqdis chi è? L'abbiamo detto? La Yaqub alayhi salam. Abu Dhar radiallahu anhu ha chiesto al Rasul: Ya Rasulallah, qual è la prima casa che è stata costruita, il primo masjid? Ha detto: è il Masjid al-Haram. E sappiamo benissimo che il Masjid al-Haram, il Kaaba, chi l'ha costruita? Ibrahim alayhi salam. Poi ha detto: Thumma ay, Abu Dhar radiallahu anhu chiede al Rasul sallam: Thumma ay, poi quale altro? Ha detto Beit al-Maqdis, cioè moschea di Gerusalemme. Ha detto quanto c'è fra una e l'altra di tempo, l'arco di tempo? Ha detto 40 anni. Questo è un hadith sahih. 40 anni fra la costruzione del Masjid al-Haram e la costruzione del Masjid di Gerusalemme. E sappiamo che Yaqub è figlio di Ishaq, figlio di Ibrahim, alayhim wa ala rasulina as-salatu was-salam. Quindi sappiamo senza dubbio di ulama che Yaqub alayhi salam è lui che ha costruito Beit al-Maqdis e non Suleiman, come dicono gli Yahud. Ma Suleiman alayhi salam ha rinnovato la costruzione di Beit al-Maqdis, ha solo rinnovato, riparato e rinnovato Beit al-Maqdis. Dice al Rasul sallallahu alaihi wasallam, quando Suleiman ha rinnovato la costruzione di Beit al-Maqdis, ha chiesto da Allah subhanahu wa ta'ala 3 cose. Ha chiesto 3 cose, 2 gliele ha date Allah subhanahu wa ta'ala e la terza, dice Allah sallallahu alaihi wasallam, spero che Allah subhanahu wa ta'ala gliela dia. La prima ha chiesto da Allah subhanahu wa ta'ala hukman yusadifu hukmahu. Ha chiesto da Allah subhanahu wa ta'ala che le sue sentenze, che le sue sentenze di Suleiman alayhi salam siano compatibili con le sentenze di Allah subhanahu wa ta'ala. Cioè, se arriva qualcuno che ha un problema, deve decidere, giudicare che il suo giudizio sia uguale al giudizio che darebbe Allah subhanahu wa ta'ala. Questo ha chiesto da Allah subhanahu wa ta'ala e gliel'ha data Allah subhanahu wa ta'ala, come vedremo anche adesso, con la prova del Rasul sallallahu alaihi wasallam che dice che Allah subhanahu wa ta'ala gliel'ha data. La seconda gli ha chiesto mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Gli ha chiesto un regno, un potere, un mulk, un regno che nessuno avrà dopo di lui. E l'ha data Allah subhanahu wa ta'ala. Anche nel Quran, في سورة الصاد dice Suleiman alayhi salam: Rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, perdonami, ighfirli e dammi un mulk, un regno che non avrà nessun altro dopo di me. E infatti il miglior re dico, con potere, il miglior re che mai c'è stato su questa terra e che mai ci sarà Suleiman alayhi salam. E vedremo le cose fra poco che gli ha dato Allah subhanahu wa ta'ala, che non ha dato a nessun'altra persona al mondo. E non darà a nessun'altra persona al mondo. E gli ha dato questa, come dice Rasul sallallahu alaihi wasallam. E la terza ha detto: chiedo ad Allah subhanahu wa ta'ala, ogni persona che esce da casa sua per andare a fare il salat nel masjid, al masjid al-Aqsa, fi Beit al-Maqdis, che Allah subhanahu wa ta'ala la faccia ritornare
come il primo giorno in cui sua mamma l'ha partorito, cioè pulito da tutti i peccati. Chi esce da casa sua con l'intenzione di fare salat nel Masjid al-Aqsa, che Allah subhanahu wa ta'ala lo liberi e che Allah subhanahu wa ta'ala ci destini una salat in quel masjid lì. Chi esce con questo intento da casa sua, che Allah subhanahu wa ta'ala lo pulisca da tutti i peccati e che torni la sua pagina pulita come il giorno in cui è nato. E dice Allah sallam, e spero che Allah subhanahu wa ta'ala gli dia questo. Speranza in Allah subhanahu wa ta'ala. E niente è difficile da Allah subhanahu wa ta'ala. إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. quello che vuole Allah subhanahu wa ta'ala, e dice Allah subhanahu wa ta'ala nel hadith al-Qudsi, أنا عند حسن ظن عبدي بي. Io sono cioè quello che pensa di me il mio abd, il mio servo di buono, io sono così. Persona sempre spera bene in Allah subhanahu wa ta'ala, non dice Allah non mi farà, ti farà quello che vuoi Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah sallam ha insegnato questo ai Sahaba. Per questo ha detto Allah sallam ai suoi Sahaba, se chiedete da Allah subhanahu wa ta'ala il Jannah, cosa fate? Chiedetegli la parte più alta del Jannah, il Firdaus, l'ala del Jannah. Non io spero solo che Allah mi faccia entrare solo come ultimo in Jannah. No, chiedi da Allah subhanahu wa ta'ala la parte più alta del Jannah, con gli Anbiya, con i Shuhada, con i Sahaba, chiedi il più alto. Perché? Perché se vuole Allah subhanahu wa ta'ala ti mette dove speri. Hai speranza in Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi Sulaiman aveva un hukm molto saggio. Per questo motivo, quando queste due persone sono uscite da suo padre, Sulaiman è fermato per strada. Cosa avete? Qual è il problema? Gli hanno spiegato. Questi erano la terra, questi hanno il gregge di questi ha mangiato la terra di questi. Bene. Cosa vi ha detto mio padre? Con quale sentenza è uscito? Ha detto che prendiamo le pecore di questi. O paghiamo i danni che abbiamo fatto lì. Sulaiman dice, io però ho una sentenza migliore. Secondo me ho una sentenza migliore. Dice quale? Dice, quelli che hanno la terra che si è rovinata prendono il gregge degli altri e lo usano il latte, usano tutto il gregge che hanno, e nel frattempo quelli che avevano il gregge prendono la terra e la coltivano, la lavorano finché torna com'era prima che il loro gregge la mangiasse. Quando torna com'era, ridanno la terra ai primi e si riprendono il loro gregge. Daud alayhi salam, quando ha sentito questo, ha ripensato e ha preso la decisione di suo figlio Sulaiman. Sì, fate quello che ha fatto. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, فَفَهَّمْنَاهَا Sulaiman. L'abbiamo fatta capire a Sulaiman. Cioè Sulaiman è stato più giusto in questa sentenza di suo padre. Ha capito meglio di suo padre. Ma non significa che Daud era meno intelligente di Sulaiman o altro. Non abbassiamo il valore di Daud alayhi salam. Infatti Allah dice وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. E ad entrambi abbiamo dato una sapienza, una saggezza, un hukm. E questa è la prima storia. La seconda storia, e che non c'è Quran, c'è Sunnah, il hadith del Rasul sallallahu alaihi wasallam, che c'erano due donne e ognuna di queste donne aveva un neonato piccolo, un bambino piccolo, e queste due donne sono andate a pascolare il gregge. Quel tempo le donne anche loro pascolavano, e mentre pascolavano tutte e due le donne hanno appoggiato i loro figli uno vicino all'altro mentre dormivano e si sono distratte un attimo. È arrivato un lupo e ha mangiato uno dei due bambini. Quando sono tornate hanno litigato di chi è questo figlio, mio o tuo. Ovviamente una è bugiarda, o mio o tuo, o bugiarda o sapete il dolore, per il dolore è successo questo. Cosa facciamo? Andiamo dal re, dal giudice, e sono andate da Daud alayhi salam. Ognuna diceva questo è mio, e a quel tempo non c'era DNA o altro che potevi. Allora Sulaiman, Daud alayhi salam, ha lasciato il figlio alla più piccola. Ha fatto la sua sentenza, ha scelto per criteri che Allah subhanahu wa ta'ala sa, alla più piccola. Mentre uscivano, hanno incontrato Sulaiman alayhi salam. Cosa ha detto mio padre?
ha detto così. Ha detto Suleiman, al suo padre, io ho una decisione migliore, facciamo una cosa. Dato che ognuno dice questo è mio, facciamo una cosa, tagliamo il figlio in due. E ha ordinato di portare effettivamente la spada per tagliare. Quando è arrivata la spada per tagliare il bambino in due, una delle due ha detto no, è suo figlio, non è mio. Una delle due donne ha rinunciato, quello è suo figlio, non mio. Allora Suleiman ha detto il figlio è di questa donna qui, non dell'altra, perché questo significa che veramente sua madre ha paura per lui, preferisce dare suo figlio che vederlo tagliato, mentre l'altro non gli interessava niente, quindi tagliarlo o non tagliarlo, quindi non è suo figlio. Quindi vedi la saggezza con cui Suleiman alayhi salam ha risolto questo problema e come Allah subhanahu gli ha dato una saggezza, gli ha dato una hikmah in tutto questo. E questo anche io al-Ahbab una cosa molto importante per quanto riguarda il fiqh o la legislazione anche nella nostra sharia, che ci sono alcune cose io al-Ahbab, e questa è una cosa che molti fratelli devono capire, che ci sono alcune cose su cui il Quran e il Sunnah hanno parlato chiaro, halal, haram, makruh, mustahab, quello che abbiamo chiaro, soprattutto nel halal e haram, arriva il hadith, non si fa questo, basta. E ci sono alcune cose che non sono chiare o sharia non ne ha parlato. Queste cominciano l'ijtihadat dei ulama. L'ijtihad quando l'alim si sforza di tirare da sé un hukm. Chiaro? E qui possono esserci ijtihadat diverse, opinioni diverse, ma opinioni basate su uno sforzo per uscire con un hukm. Per questo motivo il mujtahid, quello che si sforza per capire, tirare fuori un hukm, se ha fatto giusto ha due ricompense: la ricompensa per lo sforzo che ha fatto e la ricompensa per aver colpito il bersaglio, mentre quello che sbaglia ha una ricompensa, la ricompensa per essersi sforzato nella ricerca del hukm. Quindi io al-Ahbab, il punto è, guarda come Allah ci ha spiegato. Suleiman alayhi salam, nella prima storia, è stato più giusto di suo padre. Lo dice Allah subhanahu wa ta'ala, فَفَهَّمْنَاهَا Suleiman. Abbiamo fatto capire Suleiman, però ha detto, وَكُلًّا, a entrambi, آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. Quindi uno è più giusto dell'altro, non significa che Daud alayhi salam ha sbagliato. E questa io al-Ahbab è una regola che dobbiamo prendere chiaro e tondo. Ci sono alcune questioni fil din che gli ulama hanno avuto opinioni diverse e molti fratelli, ad esempio solo perché l'ha detto Imam Abu Hanifa, mujtahid, non accettano quello che dicono gli altri, e questo è sbagliato, perché se è una cosa in cui non abbiamo una sentenza diretta dal Quran e Sunnah, allora accettiamo le opinioni degli ulama e sta a noi capire quali alim e con quali prove si è appoggiato per arrivare alla sua sentenza. Ma non significa che quello che dice uno significa che gli altri hanno sbagliato. Questo bisogna capire. E parlo delle cose in cui non abbiamo una prova diretta, mentre le cose nella religione in cui abbiamo una prova diretta non c'è ijtihad. Se dice Allah sallallahu alaihi wasallam non mi dire ha detto Abu Hanifa. Se dice Allah subhanahu wa ta'ala fil Quran e fil Sunnah non mi dire ha detto l'Imam Malik o ha detto l'Imam Ahmed, basta, ha detto Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Abbas radiyallahu anhu, stiamo parlando di pochi anni dopo la morte del Rasul sallallahu alaihi wa sallam, la gente diceva ha detto Abu Bakr, ha detto Umar. Ibn Abbas radiyallahu anhu si è arrabbiato dialogando con un uomo, si è arrabbiato, ha detto Allah subhanahu wa ta'ala vi manderà una catastrofe dal cielo, io vi dico ha detto Allah Azza wa Jal e ha detto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e voi mi dite ha detto Abu Bakr e Umar? Pensa se Ibn Abbas fosse qua oggi radiyallahu anhu, cosa direbbe? Quindi io al-Ahbab, le cose chiare che abbiamo nella prova del Quran e Sunnah non c'è parola su quello, mentre le cose che sono alcune cose che in cui i ulama sono sforzati di tirare fuori un hukm, quelle accettiamo ciò che non va contro il Quran e Sunnah e comunque accettiamo sempre quello che è più vicino al Quran e Sunnah. Poi c'è la parte della vita di Suleiman che ha preso il potere.
Sulaiman alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala gli ha dato alcune cose, ayuha al-ahbab, che a volte il cervello umano è veramente difficile crederle. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ الرَّاسِيَاتِ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Allah subhanahu wa ta'ala in questa ayah, in altre ayat, ci ha indicato che Allah subhanahu wa ta'ala ha dato delle caratteristiche a Sulaiman che non ha dato a nessun altro. Innanzitutto Allah subhanahu wa ta'ala ha dato a Sulaiman al-ins, cioè gli uomini, il suo esercito di uomini che lavora per lui, come a tutti i re, e ha dato anche il jinn, gli spiriti che lavorano per lui. Ora molte persone pensano che parlando di jinn stiamo scherzando. I jinn, gli spiriti, sono un popolo come noi, mangiano, bevono, si riproducono come noi, solo che noi non li vediamo. Anche loro hanno bianchi, neri, cristiani, ebrei, muslimini, kuffar, come noi, solo che noi non li vediamo. Molti non credono in questo, perché soprattutto oggi crediamo a quello che vediamo, ma il muslim crede a tutto quello che gli ha detto Allah subhanahu wa ta'ala e il Rasul sallallahu alaihi wasallam, che lo veda o non lo veda. Anche se non lo vedi, noi crediamo. E il jinn è una cosa reale e molti di voi hanno visto cosa ci fanno i jinn. Hanno visto, molti fratelli hanno problemi eccetera, avete visto che in realtà non stiamo scherzando. Ora le prove di questo sono tante e non ci fermiamo adesso, ma un giorno inshallah dobbiamo fare una lezione sul mondo dei jinn. Quando abbiamo molte informazioni dal Quran, dal Sunnah, abbiamo informazioni anche dall'esperienza di molti ulama, di molti fratelli, che sappiamo come è fatto questo mondo. Ed è una realtà, ed è una verità. Comunque, in italiano sono gli spiriti, il jinn sono gli spiriti. A Sulaiman gli sono stati dati anche i jinn. Allah subhanahu wa ta'ala ha dato in servizio a Sulaiman anche i jinn, che lavorano per lui, alayhi salam. Fanno tutto quello che vuole, ogni cosa che vuole la fa. E ha dato a Sulaiman alayhi salam gli uccelli che eseguono gli ordini di Sulaiman alayhi salam. E ha dato a Sulaiman alayhi salam il vento, si muove e va dove gli ordina Sulaiman alayhi salam. Tutte queste cose le ha date Allah subhanahu wa ta'ala a Sulaiman alayhi salam. E io al-ahbab non stiamo parlando di fantasia, non è una storia, stiamo parlando di realtà. Questo è il Nabi di Anbiya illah. Allah subhanahu dice kun fayakun. Non pensare che raccontiamo scherzi o barzellette, è la realtà. Allah subhanahu ha dato queste cose a Sulaiman alayhi salam. E non solo, gli ha dato anche mantiq at-tayr. Mantiq at-tayr, Sulaiman alayhi salam capiva il linguaggio degli uccelli, e non solo degli uccelli ma anche degli altri animali. Quando parlavano Sulaiman alayhi salam capiva il loro linguaggio, come vedremo adesso. Un grandissimo re, come vedremo anche delle storie adesso. Un grandissimo re a cui Allah ha dato tutto questo. Mai è esistito e mai esisterà un re come Sulaiman alayhi salam. Vento, jinn, animali, uccelli, tutto al suo servizio. Per questo motivo Sulaiman, come vediamo anche la storia con la regina di Saba, Belqis, lui non parlava, non discuteva tanto. Ha visto che fanno shirk, ha mandato la sua lettera.
Innaha min Sulaiman wa innaha bismillahir rahmanir rahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Basta. Dice, manda la sua lettera a questo popolo qui, come vedremo fra poco, dice Bismillahir rahmanir rahim. Non siate superiori a me e venite subito sottomessi, basta, senza discutere. Gli mandano un regalo per discutere con lui, gli manda l'esercito di risposta. Sul tawhid, con l'appoggio di Allah subhanahu wa ta'ala. E nonostante tutta questa potenza, aveva un rapporto speciale con Allah subhanahu wa ta'ala. Capiva qual era il suo valore in Allah subhanahu wa ta'ala. Oggi molti di noi appena hanno un poco di potere e responsabilità subito si gonfiano. Con tutto questo adesso vedrai com'era il suo rapporto con Allah subhanahu wa ta'ala. E questo è il Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pensa al Rasul sallallahu alaihi wasallam. Con tutto quello che gli ha dato Allah subhanahu wa ta'ala, eppure pregava la notte finché sanguinavano i suoi piedi, finché si stancavano i suoi piedi. E Aisha gli diceva: Ya Rasulallah, cos'è tutta questa fatica? E Allah subhanahu wa ta'ala ti ha perdonato tutto quello che è passato e anche il futuro. Dice: Ya Aisha, afala akuna abdan shakura, perché non devo essere un servo che ringrazia Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Ahbab, tutto quel potere che hai, o quella ricchezza che hai, o quell'importanza che hai, o quel valore che hai, o quel nome che hai, tutto te l'ha dato Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala te lo toglie se vuole. Allah subhanahu wa ta'ala alza chi vuole e abbassa chi vuole, e onora chi vuole e disonora chi vuole. E come ha detto Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Se ringraziate Allah subhanahu wa ta'ala, لَأَزِيدَنَّكُمْ, vi do di più. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, se vi negate, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Con questa potenza che aveva Sulaiman alayhi salam, aveva una grandissima e precisa organizzazione del suo regno. E questa è una cosa che impariamo, dobbiamo imparare. Organizzato in tutti i dettagli. Ognuno nel suo regno aveva un ruolo ben preciso. Come dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. I jinn, c'era di loro i subacquei, c'era fra i jinn chi costruivano per lui le statue, fra gli uccelli c'era chi andava a cercare l'acqua, eccetera. Ognuno aveva un ruolo ben preciso. E quando usciva Sulaiman alayhi salam, tutti gli uccelli accompagnavano la sua uscita, finché si racconta che, come la storia che vedremo, أيها الأحباب, نسألكم السكوت بارك الله فيكم. State zitti dietro, بارك الله فيكم. Quando c'è il dars, قال الله قال رسوله, state zitti, بارك الله فيكم. State zitti, بارك الله فيكم. Qualcuno parli con i fratelli, جزاكم الله. E qua non stiamo scherzando, non stiamo raccontando storie. Questo è un halaqa di dhikr. La ilaha illallah. Allah subhanahu dice: Ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dice: non alzate le vostre voci sopra la voce del Rasul sallallahu alaihi wasallam e non urlate con lui come urlate fra di voi, an tahbata a'malukum, che le vostre azioni vengono cancellate senza che voi vi accorgete. Allora dicono non solo nella vita dello Rasul, ma anche dopo, quando c'è una halaqa di dhikr, qala Allah, qala Rasuluhu, devi stare zitto e ascoltare quello che si dice, perché non sono parole di gente, parole di Allah subhanahu wa ta'ala. Molta gente sente il Quran, sente il Hadith e parla e se ne frega, e questa è una prova di maleducazione con Allah subhanahu wa ta'ala, maleducazione con il Rasul sallallahu alaihi wa sallam. È un'educazione che manca con molti di noi. E Sulaiman alayhi salam, con tutta questa precisa organizzazione, ha dato ad ogni popolo, ad ogni genere di popolo, ha messo a capo uno. Cioè gli uccelli avevano il loro capo, i jinn avevano il loro capo, loro responsabile, presidente. Ogni popolo aveva il suo capo. Chiaro, inshallah? Quindi aveva un'organizzazione molto molto precisa. Non abbiamo molto tempo, inshallah, quindi raccontiamo solo una storia, bismillah.
la storia del Corano. Ripeto per l'ennesima volta, queste storie sono per imparare, devi impararle, insegnarle ai tuoi figli. E soprattutto questo stiamo facendo un tafsir del Corano, così quando andrai a leggere il Corano capirai quello che c'è scritto. Guardate che il Corano, un terzo, tutto questo libro che voi vedete, un terzo è tutto storie. Un terzo del Corano è tutto storie. Storie dei profeti, storie dei salihin, storie per imparare. E da'wah deve essere fatta anche di storie per far capire, perché la storia rimane nel cuore della persona. Faqsus il-qasasa la'allahum yatafakkarun, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Faqsus, racconta le loro vicende, le loro storie, la'allahum, chissà che ragionino. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. Nelle loro storie c'è una ibra, una lezione, una morale per quelli che hanno cervelli, per ulil albab che hanno cervello. Quindi ayyuha al-ahbab, imparate da queste storie e insegnatele ai vostri figli, perché sono queste storie che devono imparare, non le storie che sentono nella scuola o su internet o nella televisione, noi Simpson o Peppa Pig, astaghfirullah, come guardano tutti i bambini oggi o tutte quelle cavolate lì. Ma queste devono sapere, subhanallah. Allah al-musta'an. Dice Allah subhanahu wa ta'ala fi surati an-Naml: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وورث سليمان داود. E Suleiman ereditò Daud alayhi salam. وقال, Suleiman dice alla sua ra'iyya, al suo popolo: يا أيها الناس, o gente, علمنا منطق الطير. Ricorda il ni'am, le grazie di Allah subhanahu wa ta'ala. Ci è stato insegnato il linguaggio degli uccelli. وأوتينا من كل شيء. Guarda come descrive quello che è Allah subhanahu wa ta'ala. E ci è stato dato da tutte le cose. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. Questo è veramente una grandissima grazia, un grandissimo favore, un grandissimo dono di Allah subhanahu wa ta'ala. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Suleiman alayhi salam, quando uscivano con lui tutti i suoi servi. Si raccontava anche nella storia del Hudhud, che vedremo la prossima volta perché non c'è tempo, che quando Suleiman alayhi salam è uscito e tutti gli uccelli erano tutti in riga davanti a lui, si dice che coprivano l'orizzonte, non si vedeva niente, non si vedeva la luce del sole, tant'è che nella storia lui non trova il Hudhud, il picchio, come vedremo la prossima settimana inshallah. Come l'ha capito? Ha visto un buco da cui passava un raggio di sole. Wallahu ta'ala a'lam per la verità di queste storie, wallahu ta'ala a'lam. Comunque dice Allah subhanahu wa ta'ala: wa hushira, sono usciti con Suleiman i suoi soldati dei jinn, degli ins, degli uccelli, sono usciti. E immagina te questo enorme esercito con gli uomini, i jinn, gli uccelli, pensa all'umore grandissimo che fanno, alla scalpità degli zoccoli, l'umore degli zoccoli dei cavalli, pensa a questa grandezza. Mentre camminavano, dice, quando arrivarono alla casa, ad una casa di formiche, il formicaio, una formica ha parlato. Sono passati sopra, sono avvicinati a una casa di formiche e una formica ha parlato e ha detto: Ya ayyuhan naml, o formiche, udkhulu masakinakum, scappate, entrate nelle vostre case, che non vi schiacci Suleiman e il suo esercito senza che si accorgano. Lei ha parlato normalmente, non sapeva che Suleiman alayhi salam capiva il suo linguaggio.
Ma Sulaiman ha sentito questa cosa che ha detto. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, fatabassama dahikan min qawliha. E ha sorriso ridendo di quello che ha detto questa famiglia. وقال, e ha detto, e ascolta benissimo. وقال ربي أوزعني, dice Allah subhanahu wa ta'ala, فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Ha riso per quello che ha sentito e ha detto: Rabbi, oh Signore mio, Ya Allah, أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. Aiutami a ringraziare questa ni'ma che mi hai dato, questi doni, questi favori, queste grazie che mi hai dato a me e ai miei genitori. وعلى والدي. E guarda qua, ringrazia per ciò che Allah subhanahu wa ta'ala ha dato ai suoi genitori. Inshallah. 5 دقائق إن شاء الله. E qua io al-Ahbab, qua è un'educazione molto molto grande e pochi lo fanno. Molti pensano che il buon comportamento con i genitori ed è di un'enorme importanza, come dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala ha destinato, ha decretato che nessuno deve essere adorato tranne Lui, Azza wa Jalla. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E trattare bene i genitori fino alla fine dell'ayat. E io al-Ahbab, i genitori non vanno trattati bene solo quando sono vivi, ma anche quando sono morti, dopo la loro morte. Non finisce il tuo trattarli bene dopo che muoiono. Sallallahu alaihi wa sallam fi a'mali abaina wa ummatina wa an yusliha a'malahum. Ma anche dopo che muoiono, con cosa? Con dua dei genitori. Abbiamo detto poco fa che una delle azioni che rimangono dopo la morte, un figlio buono che prega per te. Allora fai in modo che tuo padre, la tua madre e i tuoi nonni arrivano a queste cose qui. Il dua per loro anche quando sono nella loro tomba. Le altre cose che ci ha insegnato Sunnah, come visitare gli amici di tuo padre, eccetera, 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 eccetera. Ma qua guarda Sulaiman a.s. che ringrazia i suoi antenati, i suoi genitori. E questa è una cosa che veramente molti fanno. E wallahi, io al-Habab, che se noi facessimo tutto quello che pensiamo che sia buono e forte, non arriveremo mai a ricompensare per niente i nostri genitori. Come racconta Ibn Umar radiallahu anhu, ha visto un uomo che portava sua mamma sulla spalla e faceva tawaf, girava il Kaaba e portava sua mamma in spalla. E ha chiesto a questo uomo: ma chi è quella donna? Ha detto: questa è mia madre e questa è la nona volta che faccio il Hajj con lei sulle mie spalle. Poi l'uomo ci pensa e dice: Ya ibn Umar, Abdullah ibn Umar, Ya ibn Umar, secondo te l'ho ricompensata per quello che ha fatto per me? Dice, no, ma ci pensa e dice: non l'hai ricompensata neanche per un tuo calcio mentre ti partoriva, neanche per un piccolo dolore che ha provato mentre ti partoriva, neanche per un calcio che gli hai dato quando eri nella sua pancia. Al-Ahbab, anche se facciamo quello che facciamo, mai arriveremo a ricompensare i nostri genitori. Ma il minimo che può fare la persona è riservare nelle sue invocazioni, nelle sue preghiere, un dua per i suoi genitori. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yarhama aba'ana wa ummahatina. Come dice il Rasul sallallahu alaihi wasallam: rida Allah fi rida al-walidain wa sakhatu Allah fi sakhati al-walidain. La soddisfazione di Allah subhanahu wa ta'ala sta nella soddisfazione dei genitori e la insoddisfazione di Allah subhanahu sta nell'insoddisfazione dei genitori, finché non ti ordinano di fare qualcosa che è contro Allah subhanahu wa ta'ala. Là in quel caso non c'è obbedienza. Dice: aiutami ya Rabb an a'mala salihan tardah. Aiutami a fare un bene che ti soddisfa, ya Rabb. وادخلني, fammi entrare con la tua rahma bi rahmatik
i tuoi pii servi, con i tuoi buoni servi. Guarda questo dua di questo uomo a cui Allah subhanahu wa ta'ala ha dato tutto quello che gli ha dato e paragona quel poco o quel niente che abbiamo noi e che ci rende egoisti, che ci fa dimenticare Allah subhanahu wa ta'ala, che ci fa dimenticare i messaggi, che ci fa dimenticare tutto questo. Da questo dobbiamo imparare io e non è finita ancora. Vedremo inshallah dalla prossima settimana l'altra storia di Sulaiman alayhi salam e altre storie con Sulaiman alayhi salam bi'idhnillah azza wa jalla. A meno che Allah subhanahu wa ta'ala نجعلنا مستمعين قفة والحسن. النقطة فقط أيها الأحباب. Io prima mi sono arrabbiato per un motivo chiaro, perché veramente c'è poco rispetto per le parole di Allah subhanahu wa ta'ala e del Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Quante volte quando sto facendo la lezione mentre parlo vedo gente che parla e se ne frega, e quante volte vedo gente che gioca con il cellulare, e quante volte vedo gente che addirittura si alza e va a parlare al telefono o esce e va a parlare con gli altri, e questa è una maleducazione, non con me, perché a me non mi interessa niente, io sono qua non sono niente davanti a voi, io sono qua solo, faccio quello che Allah mi ha scritto di fare, e non sarà uno o più di voi che mi renderà migliore, e neanche che renderà migliore quello che dico, ma tutto da Allah subhanahu wa ta'ala. Che siano 100 persone o una non mi cambia niente, ma per voi perché vedete chi si davanti ad Allah subhanahu wa ta'ala, un po' di rispetto per questo ilm. Non c'è rispetto per questo ilm. Quando sei davanti al tuo capo di lavoro, quando sei a scuola o quando sei in un ufficio, abbassi la testa e non alzi la voce. Appena vedi che c'è scritto rimanere in silenzio, non fiati, se parla tuo figlio gli dai una manata in testa. E quando sei in masjid te ne freghi, che è una mancanza di rispetto, perché un rispetto di dunya per te vale più di rispetto dell'akhirah, ed è questa la verità. Ma quando sei in masjid devi portare rispetto. Vedi gente in masjid che urla da una parte all'altra del masjid. E Rasul ti ha insegnato ad abbassare la voce quando sei in masjid, che sei nella casa di Allah subhanahu wa ta'ala e i malaika sono con te. Arriva uno, il dars è già iniziato e si ferma a parlare col suo amico, parla, cosa hai fatto oggi, ma yahi, dove sei subhanallah? Non sei al mercato, sei nella casa di Allah subhanahu wa ta'ala. Se vuoi il mercato di dunya esci fuori, qua c'è il mercato dell'akhirah, prendi o vattene, non rimanere lì a disturbare gli altri. E nel Jumu'ah soprattutto, c'è chi fa questo per il Jumu'ah. Wallahi, ho visto gente mentre facevo il Jumu'ah qui, che io facevo il Jumu'ah, parlavo, e gente che metteva pane nel sacco per portare a casa dopo. E questo è vergognoso, è una vergogna, una prova che sei veramente lontano da Allah subhanahu wa ta'ala. Io al-Habib, ripensa a queste cose e pensa al rispetto che hai per l'ilm, al rispetto che hai per il Quran, al rispetto che hai per sunnah del Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. E se mi arrabbio e se urlo, non perché ce l'ho con voi, ma perché ci rimango male, perché non voglio ai miei fratelli quello che non voglio per me stesso. Lo faccio per amore per voi, come voglio per me. Come dice Allah sallam, lan yu'mina ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nessuno di voi veramente è un mu'min finché vuole per gli altri ciò che vuole per se stesso. E io non voglio per me stesso quello che vedo dai miei fratelli. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.